Il leone alato di San Marco, messaggero di pace che campeggia in piazza degli Scacchi di Marostica, è malato. Necessita di un lavoro di restauro, pulizia delle parti in pietra e metallo e riparazione delle crepe che si sono formate sia sul corpo della fiera, simbolo della Repubblica Serenissima, che sulla colonna che la supporta. Dopo le grandi piogge di maggio, durante un sopralluogo per altri interventi da programmare, ci siamo accorti un po' della situazione che ha il nostro leone e naturalmente ci siamo subito attivati e abbiamo interessato anche la sovrintendenza che è venuta in sopralluogo e nella scorsa estate abbiamo un po' concordato l'intervento. Una spesa previsionale che si aggira sui 25.000 euro, ma è proprio qui che scatta il coinvolgimento dell'intera comunità con una raccolta fondi. Ci sono due aspetti, uno è quello dei Lions che sono stati interpellati e subito si sono resi pronti a intervenire con una importante somma, e l'altro è l'apertura dell'Art Bonus, per cui tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo recupero lo potranno fare naturalmente mettendosi in contatto con il comune oppure andando sul sito e vedendo quelle che sono le istruzioni da fare. Anche perché questo è un simbolo della storia della città. Assolutamente, e questo è il nostro simbolo di Marostica, che testimonia la sua appartenenza e la sua devozione alla Repubblica di Venezia, che è sempre rimasta nel tempo. Oltretutto è anche uno dei pochi monumenti che sono rimasti interi dopo le distruzioni che sono avvenute dopo la caduta della Repubblica Veneziana e l'arrivo dei francesi. I lavori dovrebbero iniziare a marzo, non appena le temperature saranno più miti, e l'amministrazione ha già in mente anche la data in cui il leone è restaurato potrebbe essere restituito alla città. Il nostro sogno è quello di poterlo inaugurare il 25 aprile, nel giorno di San Marco, subito dopo la cerimonia per il ricordo della liberazione del 25 aprile del 45, e poi fare questa inaugurazione.